Buonasera a tutti, benvenuti e benvenute a questa serata organizzata dal Ponte, l'associazione che ha preso le redini della cooperativa editoriale e che ha cominciato a ripubblicare, come sapete, la rivista del Codroipese da quest'anno. Quindi noi non ci occupiamo solo di editoria, ma siamo un'associazione culturale e questa sera abbiamo deciso, e capirete poi perché, di dedicarla a un tema particolarmente importante e particolarmente rilevante al giorno d'oggi. Io vorrei, visto che la serata è lunga, almeno lunga nel senso che abbiamo previsto diversi interventi, vorrei senza indugio cominciare a ringraziare e a portare anche il saluto, e vorrei che si unisse qui con me l'assessore alla salute e ai servizi sociali del comune di Codroipo, che questa sera ci ospita, Paola Bortolotti, che è stata un'entusiasta sostenitrice di questa iniziativa. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per la vostra presenza. E molto brevemente, appunto perché c'è molta carne al fuoco, io vi porto i saluti dell'amministrazione comunale e voglio ringraziare le autorità presenti, il Presidente del Consiglio regionale e la Vice Sindaco di Camino che sono qui presenti questa sera, ma soprattutto voglio ringraziare il Ponte per questa iniziativa su questo tema così importante. Sono moltissime le famiglie di Codroipo che sono letteralmente messe in ginocchio da queste patologie che sono così frequenti nei ragazzi giovani, nelle ragazze soprattutto, ma non solo, e che hanno un'incidenza che va aumentando e che ha avuto un'impennata durante il Covid. Questa sera avremo modo di sentire, appunto grazie all'organizzazione di questa serata, sia i professionisti, coloro che lavorano proprio con le persone malate, ma anche la voce delle associazioni dei familiari, di coloro che hanno proprio vissuto sulla loro pelle o che stanno vivendo questo problema e che in qualche modo con la loro testimonianza, con la loro esperienza possono illuminare il percorso di coloro che adesso si trovano veramente nel buio di questo dramma, direi. Ecco, io vi auguro buona serata e non aggiungo altro, visto appunto la serata così nutrita che ci aspetta. Buonasera. E qui opera una convenzione tra diversi comuni ormai da diversi anni, ambito donna, e vorrei chiamare sul palco la vice sindaco di Camino, Cristina Frappa, in rappresentanza di ambito donna, che è stata un'altra delle sostenitrici di questo progetto nella figura di Elena Ponte, di Talma Sons, ma di tutti i rappresentanti dei comuni. Poi lo sapete che a Camino, ma questo ce lo racconterà magari Cristina, si sta aprendo un centro dove queste persone verranno ospitate. Buonasera a tutti, un ringraziamento innanzitutto al Ponte, alla Presidente Silvia Iacuzzi, al Direttore, un saluto alle autorità presenti, al Presidente Bordin, all'assessore Bortolotti e a tutte le autorità. È veramente un piacere portare il saluto affettuoso di Ambito Donna, questo progetto che ormai ha più di 10 anni e che unisce in convenzione 9 comuni del territorio del Mar del Friuli, il cui focus principale è sempre stato il contrasto alla violenza di genere, ma che negli ultimi anni ha saputo evolversi comprendendo che la tutela e la protezione della persona deve passare per la prevenzione e la promozione del benessere e della salute a 360 gradi e quindi abbiamo un focus sempre più forte, sempre più importante anche sul tema del contrasto ai disturbi del comportamento alimentare. Per questo motivo sono veramente molto orgogliosa di rappresentare Ambito Donna e vi ringrazio nuovamente per l'iniziativa. Consentitemi un attimo solo di svestire i panni sovracomunali, approfitto dell'occasione proprio per salutare a nome anche della comunità che rappresento, Camino al Tagliamento, perché come accennava giustamente la Presidente, proprio in questo periodo ci si sta preparando all'apertura di un centro per i disturbi alimentari che sarà il primo in regione e che rappresenterà finalmente un aiuto concreto per molte persone, anche per le loro famiglie.
Mi sento di dire che questa è un'occasione per il territorio, un'occasione per le amministrazioni per poter fare qualcosa di concreto in questo senso, e quello di questa sera è sicuramente il primo tassello in un nuovo percorso di prevenzione e di aiuto e di cura, speriamo. Quindi ecco, il messaggio è solo uno: le istituzioni ci sono, la comunità c'è, e speriamo, ecco, di poter fare tutto quanto in nostro potere per poter aiutare. Grazie mille, buona serata. Questo progetto, questa serata ha potuto beneficiare anche dell'aiuto e del supporto della Regione. Da un lato c'è stato il patrocinio della Commissione Pari Opportunità Regionale, che è qui rappresentato dalla vicepresidente Renata Della Rica, che saluto, e al contempo abbiamo anche l'onore di avere qui con noi il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che vorrei salisse sul palco a portarci il suo saluto. Grazie. Innanzitutto faccio i complimenti non solamente perché comunque avete rilanciato un progetto editoriale, che è una cosa importante all'interno del territorio, ma anche perché comunque avete organizzato una serata su una tematica molto importante, molto concreta, molto attuale, molto presente all'interno delle nostre comunità. È una tematica sulla quale è giusto che i riflettori siano accesi sempre. E mi fa piacere vedere anche tanti rappresentanti delle amministrazioni comunali, perché comunque credo che questa sia una battaglia come istituzione da portare avanti insieme con il mondo poi del volontariato, dell'associazionismo e ovviamente con il mondo dei professionisti che si occupano di questo tema. Io sono in regione da 8 anni e devo dire che il tema degli studi alimentari è qualcosa che mi ha colpito subito. Sono i casi poi, no, della vita amministrativa o di governo che uno intraprende. Quindi proprio dall'inizio, periodo Covid, tanto per essere abbastanza esplicito, ho parlato con diverse famiglie che mi hanno contattato, mi hanno spiegato quello che stavano vivendo, quello che avevano vissuto e quello che stava succedendo. E nel contempo poi ci siamo incrociati anche con realtà associative che operano negli stessi settori, anche in contesti diversi, insomma, no? E a quel punto, quando ascolti questi racconti, quando ascolti quello che giovanissime molto spesso stanno vivendo e quello che le famiglie stanno in qualche modo provando, dici no, qualcosa bisogna che facciamo. Ed è questo che tra l'altro poi ha portato nel 2022, ho presentato una mozione in Consiglio regionale che è stata approvata in larga maggioranza quella volta, d'intesa con il signor Riccardi, che ha portato poi a quello che prima il vice sindaco di Camino esplicitava, cioè la creazione di un centro residenziale, perché quello che mi colpiva, al di là di quello che è il dramma umano che queste famiglie stanno vivendo, il fatto che molto spesso per riuscire in qualche modo ad avere delle risposte dal punto di vista della residenzialità devono andare fuori regione sperando di trovare un posto. Nel momento in cui si trovava, ovviamente poi la gestione dal punto di vista logistico ed economico diventava impegnativa. Usiamo il termine impegnativo, ma sarebbe da essere ancora più espliciti. E quindi quella volta vado dall'assessore e dico: Riccardo, non è ammissibile che in Friuli Venezia non abbiamo un centro del genere, non può essere che una regione come la nostra, in cui investiamo tantissime risorse in sanità, non abbia in qualche modo uno strumento da offrire alle famiglie che stanno vivendo questo tipo di situazione. L'assessore ha dato subito la massima disponibilità, abbiamo iniziato questo percorso che ha portato poi alla creazione di questo centro, che mi auguro che prenda vita completa nel più breve tempo possibile, perché in questo momento abbiamo i muri. Ma i muri sono importanti ma non sufficienti, perché all'interno dei muri bisogna metterci persone competenti, persone appassionate, persone che abbiano la voglia e il desiderio di aiutare i giovani che vivono questo dramma, e soprattutto tutti gli strumenti dal punto di vista naturalmente interdisciplinare che è necessario fornire loro per cercare di affrontare questa fase, che è una fase che si deve affrontare, si può affrontare e si può anche vincere, sapendo che comunque è una battaglia importante, una battaglia dura. Qui ci sono testimonianze, quindi persone che l'hanno vissuta sulla propria pelle, l'hanno vissuta nella propria vita personale, e credo che loro sicuramente da questo punto di vista sanno essere più efficaci di me. Io quello che posso dire è quello che mi è stato raccontato, quello che mi è stato detto, quello che mi è stato trasmesso, mi ha emozionato, mi ha colpito, e quindi l'unica cosa che mi sento di dire questa sera è che personalmente come Presidente del Consiglio regionale, ma l'intero Consiglio regionale,
è a disposizione. Se ci sono passaggi da fare, iniziative da fare, attività da fare, sensibilizzateci, chiedeteci, stimolateci, criticateci e metteteci sotto, perché credo che questa sia una sfida fondamentale per la nostra regione e per il benessere dei nostri concittadini e soprattutto delle giovani ragazze, che in maggior parte sono quelle che in qualche modo vivono questi momenti. Quindi lottiamo insieme, combattiamo insieme e vinciamo insieme. Grazie. Allora bene, cominciamo ora quella che è la parte più così informativa della serata e partiamo proprio da quelle persone che, come diceva il Presidente, ci mettono passione. L'interesse del ponte per i disturbi del comportamento alimentare è nato con una prima intervista fatta nell'aprile 2022, quindi 24 anni fa, in periodo post-Covid, da quello che è l'attuale direttore, quindi Paolo Di Biase, che intervistò Donatella Martini. Donatella Martini è la presidente dell'associazione Fenice, che da anni si occupa delle famiglie e delle persone che soffrono del disagio, dei disturbi del comportamento alimentare e le accompagnano in quello che è il loro percorso. Insieme a Donatella chiederei anche Donatella lavora per l'Associazione Felice, che lavora nella provincia di Udine, nell'ex territorio di Udine, e chiederei oltre a Donatella di salire sul palco anche a Loretta Daldan, che è invece la presidente dell'Associazione ADAO, che è la sorella dell'Associazione Fenice per quello che riguarda la provincia di Pordenone. Quindi abbiamo qui entrambe le rappresentanti delle due associazioni che si occupano di accompagnare le persone che soffrono dei disagi del comportamento alimentare e le loro famiglie. Vi chiedo di prendere posto e poi passerò la parola a Donatella, perché loro ci spiegheranno un pochino qual è la loro esperienza, che cosa fanno le loro associazioni e che cosa riscontrano sul nostro territorio, quali sono le problematiche, come sono emerse e quant'altro. Grazie. Buonasera a tutti, io... Ah sì, prego. Dove siamo più a nostro agio. Ci presentiamo insieme. In realtà l'associazione Fenice FVG opera anche nelle province di Gorizia e Trieste, oltre che naturalmente su Udine, mentre ad ADAO Friuli si occupa delle pazienti, delle famiglie della provincia di Pordenone. In realtà sono due associazioni per niente concorrenti, ma anzi che condividono valori, principi, obiettivi e le lotte che quotidianamente ci accompagnano per dare un supporto a chi soffre di questa malattia. Dopo passerò la parola a Orietta, che racconterà quello che facciamo negli aspetti operativi. Voglio solo ringraziare tutte le persone presenti, molte di loro le conosco personalmente, sono innanzitutto i curanti dei nostri centri di cura che con passione ogni giorno accompagnano accompagnano le nostre ragazze nei loro percorsi di cura, ma accompagnano anche noi familiari. Perché quando un disturbo alimentare entra in una famiglia non colpisce solo la persona che si ammala, ma colpisce tutto il contesto familiare. Io lo definisco spesso uno tsunami. Quando un genitore riceve la diagnosi di un disturbo alimentare, la prima cosa che fa è andare a guardare su internet, e sappiamo che non dobbiamo farlo, ma come tutti lo abbiamo fatto un po' tutti, e scopriamo che il disturbo alimentare è la seconda causa di morte tra i nostri ragazzi, tra i nostri adolescenti, e scopriamo anche cose che non sono vere, come
che da questi disturbi non si guarisce, e siamo qua anche per smentire questa cosa, e viviamo l'incubo peggiore per un genitore, temere per la vita del nostro figlio. Detto questo, le nostre associazioni sono associazioni di familiari che hanno purtroppo vissuto questa disgrazia. Siamo familiari per lo più le cui figlie sono guarite, quindi siamo i primi testimoni del fatto che da questa malattia si guarisce, e questo è il messaggio che vogliamo sempre dare. E siamo persone che hanno ricevuto tanto dall'associazione e che a un certo punto hanno pensato di restituire una parte di quello che si era ricevuto, portando il proprio impegno nelle attività. E questa è una cosa che fa anche rivalutare un po' quello che è la nostra storia e dà un senso e un valore alle fatiche delle nostre esperienze familiari. Detto questo, passo a Orietta, che forse avrà piacere di raccontare quello che facciamo poi nella nostra operatività normale, e ci sentiamo dopo. Grazie mille Donatella, grazie all'Associazione Al Ponte, grazie a questa opportunità che ci avete dato. Rilevavo prima di raccontarvi che cosa facciamo come associazioni, che questo è, penso, il primo evento che raccoglie 3 province, perché provincia di Udine, provincia di Pordenone e il Teatro Bandus della provincia di Trieste. E questo proprio perché le patologie legate ai disturbi del comportamento alimentare non hanno un luogo, e soprattutto non hanno nemmeno un certo tipo di famiglia. Colpiscono, sono talmente democratiche che colpiscono in maniera così improvvisa, e tante volte famiglie definite da noi le famiglie del mulino bianco, in cui non c'è assolutamente niente che non vada. Come diceva giustamente Donatella prima, noi collaboriamo insieme perché ci siamo resi conto che se si va avanti insieme si ottengono dei risultati, se invece ognuno viaggia per conto suo i risultati sono pochi, anche perché abbiamo la necessità di far sentire la nostra voce. E noi come associazione della provincia di Pordenone siamo nati nel 2003, 5 anni dopo è arrivata Fenice, e facciamo parte di un'associazione di secondo livello, noi di Consulta Noi e loro del coordinamento, che raggruppa più o meno 20 associazioni in tutta Italia. Consulta Noi e il coordinamento hanno fatto un lavoro enorme con il Ministero della Salute negli ultimi anni, tant'è che grazie a questo lavoro proprio in sinergia abbiamo ottenuto tutta una serie di finanziamenti che poi sono stati distribuiti alle varie regioni, e devo dire che la nostra regione, dato che abbiamo anche il Presidente del Consiglio, è stata una regione virtuosa, perché è stata la prima in tutta Italia che ha consumato tutto quello che lo Stato ci aveva fornito in questi anni proprio a supporto di questo tipo di patologie. Che cosa facciamo nel concreto? Nel concreto siamo nati come supporto di automutuo aiuto nei confronti dei genitori, perché come diceva giustamente Donatello, è una malattia che colpisce tutta la famiglia, e nel momento in cui colpisce tutta la famiglia chi deve essere preso in carico non è soltanto la figura che in quel momento soffre di un disturbo alimentare, ma tutto il nucleo familiare deve essere preso in carico, perché è una malattia che toglie la socialità. E quando la toglie ad un individuo che vive all'interno del nucleo familiare, la toglie automaticamente anche agli altri componenti. E quindi il nostro compito principalmente è quello. Poi ci siamo accorti con il passare degli anni che avevamo la necessità impellente di togliere a queste malattie tutta una serie di stigmi e pregiudizi che purtroppo portano con sé. E stigmi e pregiudizi che classificavano fino a una decina di anni fa, 15 il massimo, come un capriccio, come una moda, come se fosse semplicemente la forza di volontà per guarire.
invece in realtà poi si è visto, e lo possiamo mettere nero su bianco, che sarebbe semplicistico, ecco, utilizzare questo termine, forza di volontà. Sono malattie complesse che necessitano di un'equipe multidisciplinare e sono malattie che hanno veramente bisogno di avere una rete di supporto non giudicante e accompagnante attorno. E poi negli ultimi anni, grazie sempre a un contributo regionale tramite ARCS, quindi veramente quello che diceva prima il dottor Brudrin è fondamentale, cioè la regione proprio ci ha messo il cuore in quello che abbiamo fatto. Abbiamo ricevuto questo grosso contributo che ci ha permesso proprio di entrare nelle scuole. Solo noi in provincia di Pordenone abbiamo incontrato 2.500-3.000 studenti, credo anche altrettanti a Udine, e studenti degli istituti comprensivi, ma studenti delle superiori, quindi abbiamo creato quella rete che era necessaria proprio da questo punto di vista. E poi abbiamo organizzato corsi per allenatori, educatori, insegnanti, che da sempre sono i primi intercettori della malattia, ancora prima della famiglia. Abbiamo fatto degli incontri con la popolazione, abbiamo stampato un libro, l'abbiamo fatto noi come associazione ad AO, ma diciamo che è un libro fruibile in tutta la regione, ma non solo, fatto da due esperti nel settore, il dottor Gianluigi Luxardi, che è stato il fondatore del centro di studi alimentari a San Vito della provincia di Pordenone, ricordo il secondo in tutta Italia, e dalla dottoressa Fiorenza Marchiolo, oltre a altri nomi illustri che hanno fatto questa pubblicazione. Per cui veramente abbiamo messo le basi per parlarne, e anche stasera, attraverso qualcosa che potrebbe sembrare banale, che è una performance teatrale, in realtà parliamo con il cuore in mano di un argomento che è in maniera semplice ma non semplicistica, e che diventa veramente un messaggio che può essere veicolato da tutti. Noi ci auguriamo di continuare in questo percorso, in questo lavoro, e siamo disponibilissimi come associazioni ad ascoltare, ad accogliere, ad indirizzare. Per quanto riguarda noi ci trovate sulle pagine Facebook, anche per quanto riguarda l'associazione Fenice abbiamo i nostri siti, e quindi insomma ben vengano le richieste di aiuto, anzi siamo molto propensi proprio a metterci a disposizione, perché come diceva giustamente Donatella abbiamo ricevuto tanto, e quando si riceve tanto è giusto anche contraccambiare in qualche modo quello che si è ricevuto. Perfetto, allora ringraziamo Orietta e Donatella. Fuori sul banchetto ci sono degli opuscoli, del materiale informativo sulle associazioni, che se vorrete, ma ci sono i social giustamente. Googolare, quindi Fenice per la provincia di Udine e ADAO per la provincia di Pordenone, ma in realtà operano su tutto il territorio. Grazie. Allora, il secondo incontro, chiamiamolo così, del ponte con i disturbi del comportamento alimentare, e quello che ha un po' fatto scoccare la scintilla per questa serata, è stato quello di un'intervista che la nostra socia e collaboratrice Virginia ha fatto con Anastasia Zanello, una cantautrice del territorio, perché è una cantautrice di Flumignano, una cantautrice giovane ed emergente, che all'interno di questa intervista pubblicata sul Ponte di Pasqua ha così spiegato quali sono stati i problemi che lei ha incontrato quando da Flumignano è andata a Milano per cercare fortuna. E quindi chiederei a Virginia e ad Anastasia di volersi unire a noi qui sul palco, e intanto facciamo partire quello che è il brano di Anastasia. Grazie.
Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti alla sala. Ciao a tutti e tutte, buonasera. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie di aver aperto chiaramente questa serata con la tua questa presentazione che adesso faremo con queste meravigliose note di questa canzone. Grazie. Insomma, adesso andiamo a conoscerti in questo quarto d'ora che questa serata ci consente di avere. Innanzitutto volevo chiederti che impatto ha avuto per te il cambiare città da un paese piccolo come Frumignano ad arrivare a una metropoli come Milano? Allora, diciamo che un po' come penso gran parte delle persone qui presenti, io fin da piccola avevo un solo sogno nel cassetto e ho sempre detto anche alla mia famiglia: io devo fare questo da grande, punto, non c'è un piano B, un piano C, io voglio fare la cantante. E ricordo che anche da adolescente ho detto ai miei genitori: io appena farò 19 anni faccio la valigia, vi voglio bene, mi dispiace ma io devo partire a scoprire il mondo. E ho sempre sognato Milano perché l'ho sempre vista come una città di grandissima opportunità, soprattutto in ambito musicale, perché è una realtà molto diversa rispetto al Friuli. E sono partita piena di aspettative, ma proprio sognando, no? la grande città, le grandi esperienze, una vita nuova. Poi col passare degli anni le aspettative si sono purtroppo scontrate con quella che era la realtà, che ahimè non è sempre piacevole, sia come vivere Milano come ragazza, ma soprattutto essere una cantautrice in un mondo talmente ampio da sentirsi persi continuamente, e questo ahimè purtroppo è sfociato nel tempo in altre cose. Prima di arrivare chiaramente a parlare del clou della serata, della tua esperienza con i DCA, volevo chiederti proprio a livello musicale cosa cambia dal tuo punto di vista tra il panorama musicale friulano e quello milanese? Allora, diciamo che in Friuli ci sono poche realtà piccole che offrono molto, possono essere dei trampolini di lancio, ma chiaramente se qualcuno ha delle aspettative maggiori, dei sogni maggiori, è chiaro che Milano, essendo a livello di numeri una città più grande, offre molto di più, può offrire molto di più, sì. E la musica, adesso arrivando al tema centrale, la musica ti ha salvata, come hai anche riportato nell'intervista che abbiamo fatto insieme nelle lezioni di Pasqua. La musica ti ha salvata in che modo? Perché? Allora, diciamo che il primo problema, chiamiamolo così, che ho riscontrato a Milano è stata essere insieme a tantissime persone e sentirmi un puntino piccolino in mezzo a tanti. Questo è sfociato in ansia sociale, nel senso, io avevo paura di uscire di casa, paura a prendere la metro, paura ad andare a lezione. Io volevo solamente stare nel mio piccolo monolocale e sperare che andasse tutto bene, e dopo quest'ansia è diventata un vero e proprio disturbo del comportamento alimentare, sì. Che consiglio ti sentiresti di dare a coloro che stanno attraversando questo momento? Una cosa che per esempio ti avrebbe fatto piacere sentirti dire da qualcuno, che sia professionista, un amico, un genitore, una persona che ti è vicina? Allora, diciamo che per quanto mi riguarda la musica mi ha salvata perché, essendo cantante, mi è capitato in termini espliciti di rigettare molte volte, ma ho detto: non posso permettermi di rovinare l'unica cosa che mi fa sentire me stessa, che mi fa sentire una cantante, che è il mio canale di comunicazione con le persone. Quindi da lì ho detto: no, io adesso devo fermarmi, voglio concentrarmi sulla musica, vorrei trovare anche un po' di pace, no? Nonostante tutto, il consiglio che mi sento di dare è a tutti: permettersi di essere fragili a qualsiasi età, in qualsiasi momento della vita, anche perché io ero molto concentrata, no, sul devo performare bene, devo essere perfetta, deve essere tutto in bolla, e questo è sfociato in altro. Quindi direi sicuramente permettersi di essere fragili, e se si ha delle passioni o dei canali comunicativi, insomma di espressione, sfruttarli nel vero senso della parola, perché spesso e volentieri possono essere una buona cura per noi stessi ma anche per gli altri. Questo essere in bolla mi sa molto milanese, quindi avevo appreso anche
E diciamo che Milano quindi ti è entrata proprio dentro, perché in qualche modo abbastanza. è la tua seconda casa praticamente. Sì, no? sì, adesso Spesso mi dicevi anche vai su e giù dal Friuli a Milano. Sì, quasi 1 o 2 volte al mese faccio su e giù, Milano, perché comunque porto avanti un progetto artistico personale dove appunto ho un team di lavoro a Milano con produttori discografici eccetera, quindi c'è tutto un progetto in atto a Milano, però ho capito che una modalità un po' di sopravvivenza poteva essere prendere Milano a piccole dosi e non viversela proprio ogni giorno costantemente, ma concedersi di inseguire i propri sogni, ma con delle soluzioni funzionali soprattutto. Quindi possiamo dire una vita parallela tra il Friuli e Milano. Un pochino. A Milano per proseguire il sogno Sì. e il Friuli per guadagnarselo anche a livello economico. Soprattutto, sì, perché la mia famiglia mi ha sostenuta per il triennio, ho studiato canto moderno in un'accademia, però mi hanno detto noi ti sosteniamo per il triennio, se poi vuoi continuare a stare a Milano trovati la tua strada. Ho detto ok, aspetta che torno a casa, torno in Friuli. E allora mi sono creata un po' una rete di contatti e adesso sono felicemente una docente di pianoforte canto moderno e lavoro in diverse scuole insomma della regione, e sinceramente non poteva capitarmi cosa migliore, perché ho visto un ritorno di energie e di amore che non pensavo di meritare e non pensavo che sarebbero mai arrivate. Ecco. Il brano che abbiamo sentito in apertura, che brano è? Allora, Importantissimo per te, ovviamente. sì, difatti stasera, chiedo venia, non ho voluto cantarlo perché forse è troppo presto. Allora, si intitola Tutto da capo, questa è la copertina, non so se vi piace. Allora, diciamo che piace. Diciamo che questo brano è nato in modo molto particolare, nel senso io quasi un annetto fa ho iniziato terapia, ho iniziato un percorso di guarigione vero e proprio, e nel mentre andavo a Milano per produrre canzoni, lavorare con il team eccetera, ma facevamo un po' canzoni abbastanza leggere, tematiche come la vita, l'amore eccetera. Ricordo un episodio in particolare, ero in studio con il mio produttore Marco Poletto insieme ad altri musicisti, l'ho guardato e gli ho detto che canzone vogliamo insomma produrre, scrivere oggi. Lui mi ha detto dimmi tu, carta bianca. Ho detto ok, io sento l'esigenza di buttare fuori tutto quello che ho passato in questi mesi, io sento di dover scrivere una canzone sulla bulimia. E ho detto non tanto per me, perché il mio percorso di guarigione lo stavo facendo con dei professionisti, ma perché conoscevo persone a me vicine che stavano affrontando la stessa cosa, e ho detto io so di essere una cantante e so che ho il privilegio di poter aiutare qualcuno tramite la musica. E da lì ho detto ok, nasce Tutto da capo. Quindi ha aiutato tantissime persone. Ti sono mai arrivati dei messaggi, magari dei ringraziamenti speciali per queste tue parole messe in musica? Sì. Diciamo che il giorno prima della pubblicazione ero super in ansia, preoccupatissima. Dicevo anche a casa, oddio, chissà cosa succede, chissà se non piace, anche perché è un brano molto forte, sì, ma anche a livello di impatto emotivo, no? Sì. E ho detto, vabbè, lasciamo andare, vediamo cosa succede. Il primo giorno, proprio il giorno stesso della pubblicazione, ho ricevuto quasi un centinaio di messaggi tra Facebook, Instagram, anche chi insomma aveva il mio numero, di persone che mi ringraziavano, magari persone che non sentivo da una vita, per assurdo, e che mi ringraziavano e a loro volta mi raccontavano la loro storia. Allora lì ho detto, caspita, non sono sola in questo. Io per tutto il momento, tutto il periodo in cui ero malata, ho detto, ma com'è possibile che ci sono solo io a vivere queste cose, a passare queste cose? Poi tutte queste persone mi hanno raccontato la loro storia, ho detto, ok, allora forse, nonostante tutto, sto facendo del bene nel mondo ed è forse la strada giusta. Forse è anche un modo di accorgersi che non siamo quasi mai soli a portare dentro dolore, tutti in qualche modo portiamo. Tutti portano il proprio dolore, la propria croce da portare. Sì, è che tendiamo a nasconderlo. Tendiamo a nasconderlo molto bene, non ti sei stupita, perché certe persone ti scrivono e dicono hai la mia stessa difficoltà, il mio stesso disagio. Sì. C'è modo anche di parlare, di confrontarsi, no? Sì, anche perché secondo me è un argomento ancora un po' tabù, non so, nascosto. E dovremmo parlarne di sì, ma fa riflettere soprattutto perché magari noi abbiamo di fronte un amico, un parente, un fratello, non lo so, che magari mette la maschera, no? E ci dice no, tutto bene, è un bel periodo, lavoro, faccio le mie cose.
poi magari nel quotidiano vive tutta un'altra realtà e ovviamente non lo si dà a vedere, perché in società penso lo sappiamo tutti benissimo, dobbiamo sempre essere al top, essere performanti, fare bene il nostro lavoro, dare sempre il massimo delle energie, e nessuno di noi, o pochi, si permettono di lasciare spazio a quella fragilità e dire forse in me c'è anche questa piccola parte che avrebbe bisogno di spazio. Prima di salutarci, perché visto che ci avviamo verso la fine, volevo chiederti, ma soprattutto fare questa nota, no? Mi ricordo che quando abbiamo fatto un'intervista cartacea sull'edizione di Pasqua, tu hai detto che ti è servito tantissimo nel momento clou del tuo disagio percepire la lucidità esterna dei tuoi amici, che in qualche modo ti ricordano che sei altro oltre al tuo disagio momentaneo, perché comunque magari sei riuscita ad uscire, a fare quelle piccole azioni minime che in qualche modo riescono a farti vedere il problema da un'altra prospettiva. Sì, diciamo che la difficoltà maggiore forse per me a Milano è che ho vissuto 2 anni in un monolocale di 20 metri quadri, quindi gli spazi non erano molti. Esatto. E quindi diciamo che lo spazio era poco, stavo sempre tanto tempo con me, dentro la mia pelle, davanti allo specchio, sui social. Era come se fossi dissociata completamente dalla realtà, e secondo me un po' anche questo mi ha portato poi a cadere, se si può dire così, in bulimia. E ricordo alcuni amici di Milano che mi dicevano, quando magari non riuscivo ad andare a lezione perché avevo appena vomitato, magari perché stavo male, perché non volevo proprio uscire di casa perché ero disgustata dalla versione di me in quel periodo. Non ti accettava? Infatti non accettavo, no, per me andava tutto bene, era tutto a posto. E alcuni amici appunto dell'accademia, ma anche amici stretti di Milano, mi dicevano: ok, magari non venire a lezione, ma ci troviamo la sera per un caffè, mezz'ora, 20 minuti, giusto il tempo di uscire di casa, salutarsi, parlare anche del più e del meno, non per forza parlare della problematica in sé, ma mi ricordavano che ero una persona, che avevo tante qualità, doti, insomma emozioni, eccetera, e non ero solo bulimia, non ero solo una persona malata, e questo mi hanno aiutato tantissimo, tantissimo. Forse la cosa che invece non aiuta è quello di compararsi continuamente con ciò che vediamo sui social, perché è un po' disillusione, un po' qualcosa che non esiste forse. Sì, diciamo che il mio settore non aiuta in questo senso, perché è un settore molto preciso, molto alla ricerca della perfezione. Ci sono dei canoni, delle aspettative, quindi questo non è semplice, ma anche stare sui social, vedere cosa viene postato sui social, è sempre tutto bello, tutto patinato, e io conosco poche persone che invece sui social raccontano veramente come stanno, che fanno vedere la realtà, che non deve per forza essere lussuosa, perfetta, esatto. E questo è stato uno dei fattori, diciamo, scatenanti anche per me, per la mia malattia, perché insomma spendevo molto tempo su queste piattaforme e dicevo eccola, lei è così, lei è colà, ma lei è più magra e lei è più bella, allora devo farlo anch'io, e se devo salire sul palco devo entrare in quella taglia piuttosto che altre cose, quindi ero entrata proprio in un loop negativo, brutto, che mi aveva dissociata completamente, cioè io vedevo solo una versione di me che non era sana e avevo perso quello che ero io, quello che era Anastasia, diciamo. Anastasia, grazie. Grazie a voi. Grazie. E complimenti e auguri per la tua musica. Grazie a tutti. Grazie ragazze, grazie Virginia per aver portato Anastasia al ponte, grazie Anastasia, grazie. Ecco, allora, per comprendere ancora meglio quali sono situazioni ed esperienze che ormai purtroppo sono all'ordine del giorno, abbiamo coinvolto il gruppo di Teatro Bandus. Teatro Bandus è un'associazione di Pordenone e nello specifico il gruppo guidato da Erika Centomo ha lavorato a una serie di reading basato proprio sulle parole delle persone che hanno sofferto dei disturbi del comportamento alimentare. Saranno accompagnati al pianoforte da Riccardo Morpurgo e chiedo quindi ai nostri 4 attori e al maestro di accomodarsi sul palco. E il loro progetto nasce nel 2024 in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla,
per suscitare emozioni nel pubblico e sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare. Teatro Ballos, grazie. Ripenso ancora quando ti incontrai per la prima volta. Eri così sorridente e solare, mi hai ammaliata fin da subito. Ricordo le prime chiacchierate, le prime gite. Mi dicevi che avremmo fatto grandi cose assieme. E io ti ho creduto. Rammento ancora quando decidemmo di intraprendere la nostra prima lunga escursione. Eravamo intenzionate ad affrontare la traversata carnica. Eravamo entrambi grandi camminatrici, appassionati di montagna, e pensammo di iniziare così questa avventura assieme. Zaino in spalla e via! Prima tappa dal rifugio Monte Elmo al rifugio Ziliana, 5 km, durata 2 ore. Tappa abbastanza facile, sia perché è molto breve, sia perché eravamo ancora fresche e riposate. Camminavamo ridendo, scherzando e parlando dei nostri futuri progetti insieme. Seconda tappa, dal rifugio Zilianer al rifugio Obstanzersee, 9 km. 5 ore di cammino, ma con paesaggi bellissimi. La fatica cominciava a farsi sentire, ma l'euforia quasi non mi permetteva di sentirla. Poi tu mi ripetevi che ne valeva la pena e quindi ti ho ascoltata. Terza tappa, dal rifugio Obstanzersee al rifugio Porzel, passando per il rifugio Fillmore, 11 km, durata 7 ore. Fu una tappa molto lunga, ma anche questa bellissima. Mi sentivo sempre più stanca e senza energie, ma tu mi ripetevi di non mollare, che se avessi mollato l'avrei rimpianto a vita e mi sarei sentita una fallita. E così decisi di continuare. Quarta tappa, dal rifugio Porze al rifugio Sorgenti del Piave, 23 km, durata 8 ore. La tappa più lunga del trekking. Non avevamo considerato questa cosa e a metà strada ci trovammo stremate, senza cibo né acqua. Tu mi dicesti che avremmo dovuto proseguire, che non potevamo demordere, altrimenti saremmo state delle stupide. E così continuammo a camminare. O almeno io pensavo di camminare assieme a te. Ma a un certo punto tu non c'eri più, avevi deciso di abbandonarmi. E in quel frangente fui costretta a scegliere se proseguire o tornare a casa. Fu una decisione ardua, ma scelsi di proseguire, anche se da sola, stremata, affamata e assetata. Non volevo darmi per vinta. Continuai in lacrime e arrivai al rifugio successivo. Quinta tappa, dal rifugio Sorgenti del Piave al rifugio Volaia, attraverso il paradiso dell'oasi naturale di Bordaglia, 18 km, durata 7 ore e 30. Iniziai già stanca perché la sera precedente, per la troppa rabbia accumulata, nonostante la fame, una volta arrivata al rifugio non ero riuscita a cenare. Volevo dimostrare a tutti di essere la più forte, di potercela fare anche senza mangiare. Camminavo ripetendomi continuamente che non avrei potuto demordere, anche se le gambe mi stavano cedendo, fino a che a un certo punto vidi solo il buio. Non so cosa successe, so solo che quando mi risvegliai ero sulle di soccorso. Accanto a me c'era una persona sconosciuta che mi teneva la mano. Solo più tardi venne a sapere che quella persona era un escursionista di passaggio che si era occupato di me fino all'arrivo in ospedale e non mi aveva abbandonata come invece avevi fatto tu. Per tanti anni non ho voluto rifare quel viaggio e invece ora sono pronta a rifarlo senza di te. Solo con le mie gambe, ma con molta più consapevolezza, ascoltando il mio corpo e i miei desideri e non solamente la testa, ammirando i paesaggi e fermandomi ad assaporare ogni singolo momento, senza l'ossessione di arrivare alla meta.
ma soprattutto assaporando anche quel cibo che mi permette di avere le energie per andare avanti nel mio cammino. Questa vuole essere una lettera da Dio. Mi dispiace dirtelo, ma non ti voglio più nella mia vita perché mi hai deluso con le tue false promesse e speranza. A mai più. Si scrive Binge Eating Disorder, BED per gli amici, e si legge disagio, limitazione, frustrazione. Inizio così la mia testimonianza. Mi chiamo Fabio e sono uno dei tanti a vivere sulla pelle gli effetti di questo disturbo alimentare. Uno dei tanti che per tanto tempo non ha pienamente vissuto per questo disturbo alimentare. Spiegare cosa sia un DCA a chi è fuori d'essi non è facile. Nella nostra società girano molti luoghi comuni alimentati dal pregiudizio. Sono obeso perché ho poca forza di volontà. Sono obeso perché sono debole, perché sono goloso o ingordo. Scegliete voi in quale pregiudizio collocarmi. Sono obeso perché sono pigro. Sapete invece qual è la realtà? Sono obeso perché afflitto da una patologia invalidante, invisibile ma ad esperienze basilari per il pieno sviluppo dell'essere umano. L'affetto, l'amore, la valorizzazione, l'accoglimento, il contenimento.
dobbiamo colmare vuoti, carenze, mancanze. Non ci sono le istruzioni per essere e fare i genitori e non ci sono nemmeno per essere o fare il figlio. Eppure quanto costa un abbraccio? Valorizzare un bambino, seguirlo, accudirlo, non dovrebbero costare nulla. Eppure il prezzo che si paga in mancanza di queste condizioni è altissimo. Chi mi conosce alla fine scopre che non sono debole, piuttosto fragile, non sono pigro, piuttosto sono stato poco spinto verso l'avventura della vita. Non sono goloso, piuttosto desideroso di amare ed essere amato. Sono fragile, che non è debolezza. Lotto tanto ogni giorno, cammino, inciampo e mi rialzo. Sono Fabio, oggi ho 42 anni, 35 dei quali in costante conflitto con il cibo. Non desidero più essere felice, ma riscoprire ed avere la capacità di essere felice. Avere la capacità di attraversare la tristezza e il dolore e non esserne travolto. Desidero essere, così come sono, in riscoperta di me stesso e delle mie risorse. Più tiro fuori la mia autenticità, meno necessito di una coperta che soffoca la vita. Sono mesi che non mi peso e dirai che grande impresa. Per una persona che ha sofferto o soffre di un disturbo alimentare, il rapporto con la bilancia è tutt'altro che sereno. Non importa che tipo di bilancia possa essere, se pesa alimenti o pesa persone. In entrambi i casi, l'atto stesso del pesare implica una valutazione numerica che viene automaticamente associata alla propria identità. Diventi quel numero che compare sul display e tutto ruota attorno a quella cifra. Amicizia, amore, famiglia, tempo libero, studio e lavoro. Tutto passa in secondo piano quando quel numero pesa più di tutto. Anzi, tutto questo sparisce e rimangono solo i numeri. È orribile, sai, rimanere soli con i numeri. Ti mandano il cervello in tilt come una slot machine. Solo che invece delle monetine piovono giù le tue certezze e sicurezze, ormai così sottili e sgretolate che non riesci più a recuperarle. Una delle ultime volte che mi sono pesata, mi sono chiesta se e come, nel caso in cui avessi visto un numero diverso da quello precedente, una cifra avesse dovuto condizionarmi a tal punto da creare un blackout nella mia mente e di conseguenza oscurare la mia giornata. Mi sono chiesta perché un numero dovesse definire chi sono e sostituire la persona che sono oggi, e che senso avesse tutto questo se poi davanti allo specchio nemmeno mi piacevo. Posso vedere quel numero? Posso toccarlo? Posso vederlo riflesso? O posso sentire la sua voce? Una persona può forse essere paragonata a un 40, 50, 60, 70 o a qualsiasi altro numero. Una volta queste domande avrebbero avuto un sì come risposta. Oggi non penso che valga più la pena farsi queste domande, tantomeno dar loro una risposta, se mai ci possa essere. Mi sono chiesta queste e altre cose mentre il mio peso, il peso del mio corpo unito a quello della mia anima, imprimeva la sua esistenza sopra la bilancia. Perché sì, stare al mondo significa possedere e occupare uno spazio, che lo si voglia o no. E quindi, una volta letto il fatidico responso dello strumento di tortura, aggrappandomi ai pensieri appena fatti, sono scesa e sono rimasta in piedi. Non mi sono sentita cadere. È solo un numero, non significa niente, non dice niente su di me, né è capace di dirmi qualcosa che io già non sappia su di me.
È questa la vera sfida per chi condivide il mio passato: scendere dalla bilancia e rimanere in piedi, con la consapevolezza di essere sempre la stessa persona, con gli stessi valori, ideali, convinzioni, sogni, pregi e difetti di prima di pesarsi. Un numero non può far sapere se ti piace l'azzurro o preferisci il viola, se ami la danza o se sai suonare uno strumento. Un numero non sa qual è la tua canzone preferita, né se in questo momento ti senti felice o se vorresti solamente piangere. E un numero non può dirti se c'è abbastanza spazio nella tua vita per le cose che ti fanno stare bene. Un numero tutto questo non lo sa, sono solo io a saperlo, ma smettendo di contare su me stessa ho iniziato a contare altro, tutto ciò che alla fine non conta nulla in una vita libera dalle sue prigioni. Ringraziamo intanto il gruppo di Teatro Mandos per il loro primo intervento, ci accompagneranno ancora poi più tardi, grazie.
Allora a questo punto è doveroso sentire anche coloro che lavorano tutti i giorni a contatto con chi di questi disturbi soffre, e quindi abbiamo chiesto a Donatella Martini se poteva moderare lei l'intervento delle 3 persone, dei 3 medici che probabilmente ricoprono per quanto riguarda il territorio di Udine la posizione così più privilegiata per portarci la loro testimonianza. Quindi pregherei Donatella di salire sul palco, e anche la dottoressa Luana Saetti, che è responsabile del Centro per i disturbi alimentari di Udine, il professor Marco Colizzi, che è il direttore della clinica psichiatrica e dei disturbi del comportamento alimentare di Udine, e il dottor Ezio Bertozzi, che è responsabile dell'unità dei disturbi del comportamento alimentare per l'età evolutiva per l'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Così. Neanche l'altro funziona. Benissimo. Grazie. Riprendiamo dopo queste emozioni, anche se non è facile, e provo con un colloquio con i nostri curanti a cercare di far capire a chi è qui e non conosce la tematica che cosa sono i disturbi del comportamento alimentare. Noi familiari purtroppo siamo esperti per esperienza, ma a distanza di tanti anni ancora riusciamo a scoprire tante cose, anche perché comunque, almeno per la mia esperienza, ho visto che ci sono state delle evoluzioni in termini di nella patologia di cui parliamo. Comincio con una domanda alla dottoressa Saetti. Se dovesse spiegare in 2 parole, in qualche minuto, che cosa sono i disturbi del comportamento alimentare a chi non li conosce, che cosa direbbe? Intanto buonasera a tutti, grazie per questo invito e faccio i complimenti a tutti quelli che ci hanno preceduto, perché è stato veramente un momento molto, molto forte, e ho rivissuto nelle parole che sono state dette quelle che sono le parole dei nostri pazienti e delle famiglie che noi seguiamo. Allora, mi sento di dire questo, che è una cosa che può sembrare un po' strana, però nella mia esperienza quello che io vedo è che il disturbo alimentare è per le nostre ragazze, per i nostri ragazzi, una soluzione. Sembra strano, però è la soluzione che viene cercata per affrontare un dolore, una sofferenza, e poter controllare il corpo, poter controllare quello che entra, quello che esce, diciamo, dal proprio corpo, apparentemente sembra una cosa un po' più semplice di quello che invece è controllare, non so, le relazioni con i familiari, con gli amici, con la scuola, con le richieste che vengono, sai, molto, ci diceva prima, no? Di performance. Quindi diventa quasi una soluzione, un rifugio per riuscire a gestire qualcosa, ed effettivamente accade questo, perché ci sono delle sensazioni di sentirsi speciali, di riuscire, di essere capaci a gestire, a controllare. Purtroppo poi, diciamo, dall'inizio spesso il disturbo alimentare nasce come, diciamo, aspetto scatenante, nasce da una dieta, da appunto una soluzione a qualcosa, no? Voglio cercare di essere magari, insomma, più bella, voglio cercare di essere migliore, nasce da un qualcosa di positivo. Purtroppo però poi ci si incastra perché poi dentro c'è altro, c'è un insieme di sofferenze che poi vengono, come dire, nodi poi vengono al pettine, e dal
da questo inizio, che può sembrare una soluzione, si arriva lentamente, o non sempre lentamente, a incastrarsi all'interno di una malattia. Il disturbo alimentare è una vera e propria malattia che poi prende vari punti, c'è tutta la parte organica, la parte psicologica, tutta la componente sociale, quindi poi dopo si instaurano un insieme poi di trappole, mi sento di dire. Ecco. E se dovesse dare una valutazione secondo la sua esperienza, sono più i patimenti dell'anima delle sue pazienti, parlo sempre al femminile, anche se poi in realtà ci sono anche pazienti dell'altro sesso, o è più doloroso, sono più dolorose le conseguenze che questa malattia porta sul fisico? Per quanto riguarda l'anoressia, vediamo magari su altre patologie rispetto ad esempio alla bulimia o rispetto al binge eating, che tante volte non viene riconosciuto. Resta il fatto che la complessità è tanta, e forse su questo porrei una domanda anche al professor Collizzi, perché vediamo forse solo una piccola parte di quello che è la malattia, quando invece dopo c'è tutto un mondo dietro molto molto complesso. Grazie mille per l'invito, anch'io rinnovo i ringraziamenti, i complimenti agli organizzatori, è anche bello vedere la cittadinanza che viene per seguire un tema di questo tipo. Stavo riflettendo cosa avrei risposto a questa domanda un po' seguituana, per fortuna dopo qualche secondo. È una battaglia in due tempi, c'è la parte senz'altro del corpo, in alcuni casi più impellente, senz'altro nell'anoressia, e c'è tutta la battaglia dietro, che poi forse direi che è veramente quello il disturbo alimentare, cioè tutto quello che c'è dietro l'immagine corporea, che spesso, come hai giustamente detto, può rappresentare uno stigma, poi c'è una barriera, uno stereotipo alla non identificazione della complessità che c'è dietro. Per me il disturbo alimentare è senz'altro quello che c'è dietro, in termini di cause, di fattori scatenanti. Prima anche una testimonianza bellissima della musicista che ha parlato del cambiamento, della solitudine, della difficoltà, del non sentirsi all'altezza, della sfida. Ciò che c'è dietro è senz'altro molto importante, per questo il disturbo alimentare rientra tra i disturbi della sfera della salute mentale, altrimenti sarebbe puramente un disturbo organico come la malnutrizione. Quindi la parte dietro è molto importante. Senz'altro ci sono delle fasi, Luana sa benissimo, anche oggi ci siamo confrontati su questo, in cui il corpo richiede delle risposte immediate. Quindi dobbiamo essere in grado di cambiarci i camici, di oscillare dalla parte più strettamente medica a quella più psicologica. Sicuramente le due anime necessitano di un intervento multidisciplinare. Voglio introdurre questo concetto. Prima nel pubblico, quando hai detto che siamo genitori di ragazze che ce l'hanno fatta e sono guarite, mio figlio mi ha detto: le guarite tu? Non esageriamo. Per guarire una persona con disturbo alimentare servono molte competenze specialistiche e competenze che si mettono in rete. Faccio una piccola digressione: sono onorato di avere una struttura di questo tipo nella clinica psichiatrica, è l'emblema di come la cura dovrebbe essere. Quindi un sistema fatto da specialisti che lavorano insieme, che si prendono cura della persona a 360 gradi. Sicuramente il problema ci obbliga a lavorare così, ma non è scontato, e questa stessa esperienza c'è in altri contesti della regione. Quindi senz'altro molto importante ciò che c'è dietro e che non si vede, e che in questo evento si sta spiegando molto bene. Riguardo a questo e la complessità, sentiamo sempre dire che le origini del disturbo alimentare sono multifattoriali, che la cura è multidisciplinare, no? E quindi questo multi rappresenta proprio l'emblema di questa complessità.
E nell'ambito di questa difficoltà vorrei forse la domanda al dottor Bertossi, che ha più forse a che fare con le bambine, con le ragazze. La famiglia fa parte della complessità di questa malattia, sia nelle origini che poi nel percorso di cura. Ringrazio per questo invito e per le cose molto intense che ho sentito finora. La famiglia è la grande risorsa che c'è quando ci si ritrova davanti a questo problema, a questa situazione che tante volte sembra senza via d'uscita, ma la via d'uscita non posso trovarla se non alleandomi alla famiglia, al caregiver, o può essere anche alla famiglia allargata. Non posso immaginare che esista una soluzione magica, ma bisogna ricolcarsi le maniche. L'equipe sanitaria è molto complessa, articolata, ma se in questa rete non facciamo entrare la famiglia, la scuola, il mondo dello sport, eccetera, manca sempre qualcosa per riuscire ad arrivare all'obiettivo. L'obiettivo che dobbiamo stare attenti non è quello che ci prefiggiamo noi, ossia risolvere un problema di peso, risolvere un problema legato a le situazioni collaterali, l'autolesionismo, l'umore che non va e tutte queste cose, ma dobbiamo ricordarci che l'obiettivo ce lo poniamo assieme alle persone. Ovviamente non arrendendoci alla loro malattia, ma dobbiamo costruire assieme dei percorsi in cui senz'altro la famiglia deve essere un attore fondamentale. Proprio riguardo alla famiglia, ci sono tante persone qua, lei vede ragazzi e ragazze spesso in una fase che è quella dell'adolescenza, in cui ci sono tanti cambiamenti, e vorrei chiederle qualche consiglio da dare rispetto ai familiari di adolescenti che cambiano, e dove arriva la difficoltà di un familiare di capire qual è il disturbo alimentare e dove invece un atteggiamento legato invece alla crescita può diventare da osservare e da segnalare. Ma innanzitutto credo che capire fino in fondo cos'è un disturbo alimentare, se non lo frequenti quotidianamente o se non ci sei stato dentro, è molto complicato. Quindi ci sono dei segnali che possono essere colti, certe volte sono molto anche contraddittori. La cosa secondo me che è più utile sapere che nei nostri servizi le porte sono spalancate, e piuttosto di procrastinare, di dire ma sì, ci pensiamo quando passiamo l'ultimo esame, quando c'è questa situazione, perché adesso che ne so, la nonna non sta bene, poi sarà tutto a posto. Meglio chiedere un incontro, avere una possibilità di confrontarsi in anticipo, perché la tempestività della presa in carico e degli interventi è un fattore fondamentale per l'outcome. La percentuale di guarigione per fortuna è abbastanza alta, e aumenta se le probabilità aumentano se l'aggancio ai servizi, al percorso di cura è tempestivo. Chiedo alla dottoressa Saetti, che nella sua lunga esperienza ha visto migliaia di ragazze,
e dei ragazzi. C'è un comune denominatore tra le storie che ha incontrato. Lo chiedo spesso perché nei nostri gruppi, nei nostri anni di associazioni abbiamo trovato persone provenienti dai ceti più diversi, da livelli culturali diversissimi, da situazioni anche familiari molto diverse. E sinceramente io non sono riuscita mai a trovare un filo conduttore. Purtroppo questo è molto importante da comprendere, anche perché molte volte noi familiari ci diamo delle colpe che sicuramente non sono tutte nostre. E quindi il comprendere che non è essere stati troppo bravi o essere stati troppo diciamo prestazionali nei confronti delle figlie o troppo permissivi, non aver detto no, essersi separati, aver regalato troppo o concesso troppo ai figli ci impedisce a volte di metterci al servizio del figlio perché schiacciati dai sensi di colpa. E quindi chiedo appunto questo rispetto alla sua esperienza. Allora, sì, sento di dire che ci sono dei fili conduttori. Io sono una psicoterapeuta familiare, quindi una psicologa, non sono medici, quindi io sto molto anche proprio con le famiglie, lavoro in psicoterapia, con la narrazione delle storie. Quello che noto è che il filo conduttore spesso è la difficoltà di riconoscere e esprimere proprio le emozioni, e questo è trasversale ai ceti, alla cultura, a qualunque cosa, perché la capacità di capire le emozioni, riconoscerle, sentirsi riconosciuti in qualunque cosa noi proviamo, perché sembra che si debba provare qualcosa, invece quello che è importante è accogliere quello che c'è, l'emozione che c'è in quel momento. Molto spesso quello che le ragazze portano, che i ragazzi portano, è non sentirsi visti per quello che sono, per quello che hanno, per quelle emozioni che possono anche essere magari non così conformi. E quindi questo devo dire che è il filo conduttore. Quando poi c'è il riconoscimento vero di quelle che sono le emozioni e la capacità poi di dire, perché ci sono tanti non detti. Il titolo di questo incontro è Dietro la maschera, dietro le maschere. Ecco, questo nel lavoro di psicoterapia proprio la metafora è proprio questa, di togliere le maschere. E devo dire, quando poi anche nelle terapie familiari queste maschere vengono tolte, quindi si può dire, si può parlare, si può esprimere un dolore, dare parole a quel dolore. Io faccio molto a descrivere le ragazze e quando riescono a dare parole al dolore, perché dietro al cibo, dietro a quel piatto di pasta, quando facciamo l'assistenza al pasto, non c'è la pasta, non c'è altro, c'è proprio la difficoltà a esprimere qualcos'altro. Quindi questo è il filo conduttore, un po' questo, non detti, la capacità di accogliere, accettare le emozioni quelle che sono, e questo lo vediamo sempre. Il dottor Bertossi ha parlato prima di graffi o autolesionismo, e durante i nostri gruppi sentiamo spesso che al disturbo alimentare si accompagnano altri generi di disturbi, saltando quasi da uno all'altro. Ed è di difficile comprensione questo, e penso anche disorientante per noi familiari, che vedere questi cambiamenti così repentini. Perché? È una domanda più difficile, me l'aspettavo, quindi iniziavo a rifletterci. Proverò a spiegare in maniera semplice alcuni aspetti in realtà complessi. Se noi guardiamo il disturbo in maniera verticale, cioè andando a oscurare volutamente ciò che c'è di lato, in effetti ad esempio la dieta restrittiva è un grande fattore scatenante, è successo durante la pandemia, c'è stato un importantissimo aumento proprio di queste condizioni, quindi alcuni elementi sono chiari.
Noi però siamo andati a cercare le eventuali comorbidità, cioè la presenza di altre condizioni psichiatriche che potessero spiegare il quadro, anche perché tutti noi operatori e le famiglie sappiamo che alcuni quadri sono più persistenti, altri vanno incontro più facilmente alle soluzioni, quindi un'ipotesi era che ci fossero elementi di questo tipo. E parto da un elemento, proprio dal titolo della maschera. Il mascheramento è un fenomeno presente ad esempio in alcuni disturbi del neurosviluppo come l'autismo, che è concettualizzato come tratto molto frequente nella popolazione generale. Elementi di neurosviluppo vanno e vengono nei primi 20-25 anni di vita, che sono proprio gli anni in cui tutti i disturbi mentali, per cui quelli alimentari, hanno il loro picco. Noi siamo andati a vedere ad esempio se questo elemento contribuisse, e senz'altro contribuisce in maniera trasversale ai disturbi, quindi anoressia, bulimia, non necessariamente un tipo. Prima forse menzionavi questo, c'è anche questa migrazione dall'anoressia alla bulimia, quindi veramente sono quadri che ci lasciano molto complessi. Non me ne vogliono i colleghi diabetologi o cardiologi, in cui le condizioni veramente si ripetono in maniera molto simile, anche con marcatori biologici. Quando noi diciamo che ogni paziente è il paziente a modo suo, è proprio vero. Ci sono studi di immagini cerebrali che hanno visto che come confrontando i cosiddetti controlli sani hanno tutti il cervello uguale, i pazienti ognuno c'è il cervello a modo suo, quindi ognuno ha un insieme anche speciale, unico di elementi, e quando noi abbiamo cercato di associare questi elementi delle condizioni cliniche vedevamo che fluttuavano nella popolazione. Sono dati che abbiamo raccolto insieme a Luana, quindi c'è ad esempio questo tratto della neurodivergenza, quindi può esserci in alcune persone selettività alimentare, rifiuto anche per la consistenza di alcuni cibi, o difficoltà sociali molto marcate che si cercano di mascherare. Sembra che la popolazione femminile sia più in grado di mascherare queste difficoltà, quindi di avvicinarsi di più a quello che sembra essere richiesto dalla società, con un costo interno molto importante che può emergere nel disturbo alimentare. Siamo andati a indagare anche elementi di personalità, che è una seconda lettura delle nostre condizioni, meno psichiatrica se vogliamo, anche più psicologica. Anche in questo caso abbiamo visto che sono tratti non necessariamente presenti in tutte le condizioni. Nel nostro campione 1/3 aveva delle caratteristiche personologiche che senz'altro vanno a complicare ulteriormente il quadro. Quindi bisogna avere questa arte di scompattare un po' la complessità per affrontare i diversi nuclei e poi riunirlo per restituire l'unicità dell'individuo. In molti casi, come diceva Ezio, ce la facciamo. Volevo proprio chiedere al dottor Bertossi, che prima ha detto nel dubbio, no, venite a fare una valutazione, le porte sono aperte ed è fondamentale anche un primo colloquio col pediatra. Dovrebbe essere all'ordine del giorno quando si vede qualcosa di strano, per poi rivolgersi al centro. Io mi impressiono sempre quando vado a Palmanova, perché vedo anche delle bambine e risulta abbastanza impattante pensare che così piccole possano già avere un dolore così grande. Però al di là di questo chiedo qual è il percorso di cura per un minorenne, una bambina che si presenta al centro, e soprattutto voglio chiedere come si fanno le valutazioni per un disturbo alimentare, anche perché posso immaginare che un familiare, prima di portare in un centro comunque di salute mentale, comunque che rientra in una neuropsichiatria, possa avere qualche ritrosia, qualche paura. Non dimentichiamoci che lo stigma e la vergogna rispetto alla malattia mentale è sempre molto alta, sebbene negli ultimi anni sia migliorata molto la situazione. Ma innanzitutto mi viene in mente il momento della prima vista, dopo che c'è la richiesta di valutazione, ed è un momento particolare. Noi per prassi chiamiamo sia il paziente che i genitori, poi alcune ragazze preferiscono far uscire i genitori, alcuni
giovani se li tengono dentro, devo dire che invariabilmente anche per quelle che al primo momento dicono no, io non voglio venire, ma sono tutte assolutamente motivate. Quindi da qualche parte la percezione che ci sia un disagio, un qualcosa per cui chiedono aiuto c'è sempre. Da lì alla consapevolezza però di avere un disturbo alimentare ce ne passa un po' nel senso certe volte nel nostro percorso di valutazione si arriva anche a questo obiettivo, certe volte invece il percorso è molto lungo perché c'è sempre l'illusione della persona, della famiglia, di tutti che sì, mi dicono che i tempi sono questi ma io ce la farò più velocemente e questo è un problema perché in realtà ostacola la presa di consapevolezza di avere un problema. E non a caso questa consapevolezza è fondamentale che arrivi alla paziente, non è facile per niente che ci arrivino i genitori. Perché? Perché dietro ci sono, quanto ho detto prima, se allora le cose sono così, allora di che colpa? È colpa mia se stato le mamme fanno molto bene questo esercizio di autocolpevolizzarsi, ma in realtà sappiamo che è una cosa assai complessa e se non siamo pronti anche a accompagnare i genitori in questo percorso, lasciamo qualcosa per strada. Poi i percorsi, una volta che si arriva a una definizione, possono essere i più vari, possono essere può essere sufficiente un percorso ambulatoriale con degli incontri settimanali con i vari professionisti, certe volte nelle situazioni più complesse è necessario attivare anche il percorso del centro diurno. Il centro diurno è una situazione in cui le ragazze vengono dalla mattina, di solito se c'è nel periodo scolastico cerchiamo di preservare almeno una minima continuità nel percorso scolastico, poi vengono accolte al centro dove vengono fatte delle attività, una delle attività più caratteristiche e peculiari del centro diurno è quello del pasto assistito, ovvero l'operatore esperto, la dietista, l'educatrice, certe volte lo facciamo anche noi dirigenti, ma con occhio diverso, ci affianchiamo alla persona che deve affrontare un pasto che non è a caso ma concepito e concordato con la paziente in modo molto dettagliato e in quel momento che è estremamente complesso, in cui l'ansia è paralizzante, in cui il desiderio di finirla presto, ma dall'altra parte c'è il terrore che quello che ho lì davanti mi rovinerà il corpo, c'è bisogno di stare accanto senza giudizi, magari riuscendo con delle parole giuste o anche dei silenzi certe volte a supportare la conclusione del pasto. Così questa è senz'altro il pasto e il dopo pasto, quando poi completato ci siamo alzati, arrivano tutti i sensi di colpa, sono le 2 ore un po' più complicate. Poi nel centro diurno ci sono anche tante attività che dietro una parvenza di momenti ricreativi, ludici, in cui ci si sbizzarrisce nella sartoria, nell'uncinetto, nelle attività, il maneggio, tutte queste cose, in realtà c'è sempre un pensiero rivolto alla persona, non solo per quello che mangia e non mangia, ma una persona a 360 gradi e, come è stato ampiamente detto prima, sempre con l'attenzione nel gruppo a quello che è la socializzazione, a quello che è la relazione con gli altri. Così, queste sono un po', se no va molto lungo. Chiedo alla dottoressa Saetti
Parliamo spesso di guarigione. Io uso poco, e noi tutti i familiari usano un po' questa parola per scaramanzia, avere sempre paura dirla o troppo presto o di essere smentiti poi dai fatti, per cui siamo molto cauti. Cosa significa guarire dal disturbo alimentare? Qual è la verità? Si guarisce? Non si guarisce? Lo si porta per tutta la vita? Si porta avanti una fragilità? Come saluta le sue ragazze? Per fortuna ne saluto molte. Intanto devo dire che diciamo, il disturbo alimentare è un po' la punta dell'iceberg, quindi non si guarisce curando i sintomi, si guarisce curando quello che c'è sotto i sintomi, quindi il lavoro è un lavoro appunto di tutta l'equipe, quindi non solo rispetto al piano alimentare, ma tutto un lavoro di psicoterapia, di lavoro sul sé, sul profondo, sul dolore che ha portato, ecco, quindi se si lavora solo sui sintomi poi è molto più facile che ci siano delle ricadute, se si va più in profondità poi la guarigione c'è. Io quando parlo di guarigione dico questo, dico che guarire non significa non avere più pensieri, non avere più ansia oppure non avere più preoccupazioni, perché diciamo la verità, chi è che non ne ha i pensieri, le ansie, no? Quindi non dobbiamo neanche immaginare, illudere che guarire da significhi non stare male, non avere dei pensieri. Quello che io dico è guarire è che il disturbo alimentare o qualunque altro disturbo non domini la tua vita, non sia quello che muove i fili, ma è la persona che deve muovere i fili. Quindi anche se ci sono dei pensieri, se la persona è poi in grado di gestirli, di regolarli, di comunque riuscire ad affrontare una quotidianità, lo studio, il lavoro, qualunque cosa, nonostante i pensieri, vuol dire che li sta gestendo. Questo è già guarire, non è non stare male o non avere dei momenti di fatica, perché questa è la condizione umana. Dobbiamo conoscere la condizione umana. La condizione umana è fatta di dolore, di sofferenza. Stare bene vuol dire non avere dolore, non avere sofferenza, ma imparare a gestirlo. È questo, no? E questa è la vera guarigione, ma in generale dico, non solo nel disturbo alimentare. In questi anni l'associazione Fenice FVG, ma anche DAO, con cui eravamo prima sul palco, ha fatto molte battaglie politiche, abbiamo ottenuto tante cose. Quando è nata DAO, piuttosto che Fenice, non esisteva neanche un vero protocollo di cura, non esistevano i centri. Io sono stata molto fortunata perché prima di me ci sono state delle persone che hanno fatto delle grandi lotte faticose e io poi ho raccolto tutto, ho inaugurato tutti i centri, un Cudica, un Falcone, senza aver poi fatto molto. E possiamo dire che nella nostra regione esiste un sistema di cure che va sempre, bisogna stimolare sempre la politica e le aziende sanitarie affinché ci sia una continuità delle cure adeguate. E negli ultimi anni ci siamo orientati anche rispetto alla prevenzione e per questo abbiamo fatto un grandissimo lavoro nelle scuole e con più difficoltà nel mondo dello sport, ma abbiamo iniziato a guardare avanti. E rispetto proprio a guardare avanti, chiedo al professor Colizzi se noi facciamo prevenzione, il professor Colizzi studia invece cure, farmaci, metodologie nuove, anche grazie alla ricerca rispetto alle origini. Come vede il disturbo alimentare? Se io dovessi vedere tra 10 anni, ottimista come sono, penso che potrebbe anche non esistere più, o perlomeno potrebbe esistere la possibilità che un ragazzo vada a casa e dica ai suoi genitori: ho dei pensieri strani nella testa che mi impediscono di vivere bene,
penso che i genitori accolgano queste cose senza paura e possano rivolgersi a dei centri efficienti ed efficaci e che tutto si possa risolvere. Lei che dentro è forse meno sognatore ma più realista in base al suo lavoro, come vede il futuro dei disturbi alimentari e della salute mentale in generale? In realtà mi dicono che sono molto sognatore, al limite da ammorbare i colleghi per andare verso certe direzioni. E la prevenzione è fondamentale. Colgo questa occasione rubo un minuto per dire che i disturbi mentali, inclusi i disturbi alimentari, sono disturbi dei giovani. Questo sembra banale e scontato, ma non lo è. Quindi se a 50-60 anni facciamo prevenzione di patologie cardiovascolari ed oncologiche, e se i nostri colleghi cinquantenni, sessantenni sono assenti dal lavoro, gli amici, perché spesso stanno attraversando problemi di questo tipo, problemi di cuore, problemi oncologici, eccetera, nella popolazione sotto i 25 anni di età, una persona su due perde anni di salute, quindi anni non vissuti per motivi di salute, a causa di un disturbo mentale, l'uso di sostanze nella macro area della salute mentale. E la durata di malattia non trattata è superiore ai 10 anni, 10-11 anni, anche per i disturbi alimentari. Prima si diceva di non tergiversare nel momento in cui c'è qualche avvisaglia. Questo senz'altro è il primo obiettivo. Di prevenzione e salute mentale non si parla proprio da tantissimo tempo, i servizi non sono strutturati concretamente su questo, la riforma gloriosa e importante italiana che ha portato alla chiusura dei manicomi non si orienta, non era all'epoca, gli obiettivi erano altri, non è orientata all'intervento precoce, adesso si va in questa direzione e in molte condizioni cliniche, a partire da forme temibili come la psicosi, la schizofrenia, l'idea è proprio quella di intervenire precocemente e i protocolli sembrano funzionare, quindi questo è senz'altro qualcosa che va traghettato anche nei disturbi alimentari, facilitare la continuità di cura tra i servizi di neuropsichiatria infantile e psichiatria dell'adulto. In Italia c'è quello che può essere anche un vulnus, se vogliamo, c'è una separazione di tutte le specialità perché le competenze sono un po' diverse, ma serve un'importante continuità, perché tutti gli interventi di prevenzione si dimostra che l'efficacia si perde se c'è una discontinuità nei percorsi di cura. Quindi questo senz'altro è un tema. Il secondo tema è quello della personalizzazione delle cure. La risposta a questa complessità è quella di, come dire, non offrire la stessa scarpa a tutti, ma personalizzare le cure. Si è parlato di interventi multidisciplinari. Uno degli approcci più universalmente riconosciuti è quello biopsicosociale, quindi sono condizioni che hanno senz'altro una base biologica, genetica, dei meccanismi psicologici che sono molto stringenti di supplementare il modo in cui, come dire, la mente pensa al corpo, al ruolo del cibo, del contesto anche sociale. Ed è importante quindi intervenire a tutti questi livelli, e il messaggio che mi sento di dare alla cittadinanza è che sono livelli su cui non può intervenire esclusivamente l'operatore sanitario. Su alcuni elementi magari di più, quelli anche più di cosiddetta discovery, di scoperta scientifica, che sia farmacologico, di interventi psicologici, nutrizionali, senz'altro, ma quelli sulla strutturazione dei servizi e sugli interventi anche a livello sociale chiaramente necessitano di governance e di decisori politici. Vedo questo. Prima si è parlato di stigma, devo dire che noi non ci occupiamo di bambini, anche se ho scoperto questa passione negli anni, e abbiamo un ambulatorio di intervento precoce in cui un paziente su 2 o meno di 20 anni, lo stigma nei ragazzi è molto meno presente rispetto ai loro genitori. Quindi senz'altro si parla di più di queste problematiche, che già un primo grimaldello che viene rotto, e quindi ci si avvicina più facilmente alla cura. In questo ambulatorio la famosa, per esempio, durata di paleontologia non trattata è scesa attorno ai 3 anni, che ancora non è 0, ma non è 10-11 anni, e anche i nuovi farmaci, i nuovi interventi vanno in questa direzione. C'è bisogno anche di molta competenza, perché non sono più trattamenti che possono essere dati a tutti, funzionano molto bene per certe popolazioni, magari non funzionano quasi per nulla per altri, come accade, appunto, ho parlato di cardiologia e oncologia, in cui vengono in un certo senso stadiate le condizioni, noi dobbiamo stadiare anche sul piano psicosociale.
Ad esempio mi ha colpito l'esperienza della convinzione, magari della motivazione alla cura, al cambiamento, che può essere molto presente nell'adolescente, nella persona che ha una patologia più da tanto tempo e più grande può vacillare un po' di più. Quindi, come in altre condizioni, prima si arriva, maggiori sono le chance di guarigione. Quindi è anche un appello a tutti quelli che possono intervenire in questa direzione a unire le forze. Bene, io concluderei ringraziando, ma non ringraziando solo la dottoressa Saetti, il dottor Bertossi e il professor Colizzi, ringraziando con loro tutti gli operatori dei centri. Il fatto che queste persone lavorino ogni giorno con i nostri ragazzi e poi la sera del lunedì vengano qua per aiutarci a parlare di queste tematiche è significativo, e insieme a loro qua in sala ci sono anche altri operatori che operano ogni giorno con le nostre ragazze. La passione e il cuore noi dell'associazione le vediamo sempre, cerchiamo di trasmetterle anche alle nostre famiglie durante i nostri gruppi, e non è poco, perché creare quello che prima diceva l'alleanza terapeutica, fare squadra è molto importante, ed è molto importante fare squadra anche col territorio, con la popolazione, con la scuola, con il mondo dello sport, perché solo insieme riusciremo a farcela, a venirne fuori e forse un domani a dimenticarci di questa problematica di cui magari parleranno i nostri posteri come di una cosa passata. Ringrazio veramente di cuore e penso che richiamiamo per terminare. Siamo noi che ringraziamo i traduttori. Fare domande a tutti gli ospiti che avete visto qui questa sera, hanno tutti accettato di aspettare fino alla fine per le vostre domande. In questa fase finale, un momento di riflessione, richiamiamo sul palco Teatro Bandus per alcune ultime esperienze, la seconda parte del loro spettacolo di Ridi, e come dicevo poi ci sarà spazio per le domande. Grazie. Le sliding doors? Ecco, ogni tanto penso a come sarebbe stato se... e mi immagino una vita parallela, una vita senza bulimia. Penso a tutte le storie non vissute, le persone non conosciute, le esperienze non provate, i posti non visti, la vita non vissuta. Avere un disturbo alimentare non visibile esternamente mi ha aiutato a nasconderlo e a fare una vita apparentemente normale. Ma non c'è niente di normale a svegliarsi la mattina e addormentarsi la sera con un pensiero fisso. Non è normale non avere relazioni affettive stabili. Non è normale rifiutare ogni invito perché potrebbe destabilizzare l'intera giornata. Non è normale non riuscire a avere via di mezzo. Non è normale passare le giornate a scrivere schemi, e non è normale sapere di non poter mangiare un cioccolatino per paura che questo scateni un attacco bulimico, con conseguente senso di colpa ed estremo bisogno di compensare per pulire la coscienza. Non è normale cercare di avere il controllo della propria vita tramite il digiuno, o soffocare ogni emozione con una buffata fino a star male. Non è normale avere l'umore condizionato dal rapporto con il cibo avuto quel giorno. Non è normale sentirsi intrappolati in un tunnel e dover lottare ogni giorno contro i propri pensieri. Non è normale sprecare gli anni, sprecare la vita.
della mente. Tutti i disturbi del comportamento alimentare hanno una cosa in comune: l'autodistruzione. In questi anni ho perso tantissime cose per colpa della bulimia, ma c'è una cosa che non ho mai perso e che mi ha permesso di andare avanti: riprovarci ogni singolo giorno. Oggi, sai, mi hanno chiesto di parlare di te. Nel dubbio ho deciso di scriverti. Come stai? È da un po' che non ci vediamo. Quasi 1 anno e mezzo sono passati dalla nostra rottura. No che non ti pensi, sei sempre nei miei pensieri. Ora però ti guardo, mentre prima ti vivevo. Anzi, tu vivevi me. Spero che tu stia bene, lontana da me. Io, lontana da te, sto al mondo. Già, da quando ti ho lasciata vivo. No, tranquilla, nessun miracolo, quelli non esistono. Solo che probabilmente ci eravamo stancate l'una dell'altra. O forse non ci bastavamo più. Mi hanno chiesto di parlare di te. Che dire? Sei stata come una nebbia, sempre presente, come quella di Milano. A volte mi aiutavi a non vedere tante cose brutte, altre eri quella che invece non mi faceva vedere nulla, nemmeno il bello. Eri come una iena, sempre in agguato, pronta anche a ferire chiunque si avvicinasse, pronta a divorare tutto attraverso la mia bocca. La riempivi come i vuoti della mia anima. C'eri sempre. Ti portavo sempre con me come una macchia sul vestito buono che cerchi sempre di nascondere. Eri lì, sempre presente se gli altri se ne andavano. Eri lì per non farmi né piangere né ridere. Cara bulimia, sai, mi hai tolto tanto. Ma ricordo che quando sei arrivata mi sei sembrata una salvezza. Potevo divorare tutto. Io che ero sempre stata anoressa per vita. Anoressia d'amore. Hai preso il posto di una madre troppo triste per essere madre. E di un padre che non è mai stato al mondo, e figuriamoci se poteva accorgersi di me. Tu c'eri. Ci sei sempre stata come la più fedele delle compagne. Ti ringrazio, bulimia. Già, ti ringrazio, perché mi hai tenuto in vita, anche se me ne hai sempre chiesta troppa in cambio.
fino a che non avevo più da darti, fino a che non sono arrivato a un bivio, vivere o morire. Sai, ora sento tutto, sono una dall'anima coi finestrini sempre aperti, il vento della vita lo sento più forte degli altri. E già, forse per questo avevo così tanto bisogno di te. Avevo bisogno di nascondermi tra le tue braccia per non sentire tutte le emozioni che provavo, per non sentire freddo mentre mi gelavi l'anima. Avevo bisogno di quella nebbia, della tua macchia. E così mi sono sempre sentita tanto sporca di te. Ora sono qui, dopo un po' di tempo. Ho imparato a piangere davvero, sai. Quelle lacrime mi hanno scongelato l'anima. E ho capito che senza di te sento tutto. Che paura, bulimia, vivere senza di te. E come faccio, mi chiedevo. Beh, faccio, semplicemente faccio. Respiro, mangio, dormo, sento la vita e tu non ci sei finalmente. Cara bulimia, eh sì, ti dico grazie. Grazie di avermi protetta dal mondo. Grazie di aver urlato mentre io rimanevo in silenzio. Grazie di esserci stata per lenire il peso di quella vita. Troppo pesante per una sensibile come me. Eri una bella spada per ferire tutto e tutti, compresa me. Ora ti accetto ed è per questo che ti lascio andare. Ora voglio camminare da sola, voglio piangere di gioia e sentire la tristezza. Ora voglio essere Ellen. Ora sento di non aver più bisogno di te, non voglio più aver bisogno di te. Ciao, cara amica nemica. Ti saluto come si fa con chi ti ha fatto male e bene insieme. Ciao. Mi raccomando, quando esci, chiudi bene la porta. Io dopo la chiudo a chiave, la chiave del perdono verso me stessa. Non ti dimenticherò mai, ma spero di non vederti più. Semplicemente Ellen. C'era una volta un piccolo uccello chiamato Emma che viveva in una gabbia dorata. All'inizio pensava che fosse un rifugio sicuro, un posto dove nulla poteva ferirla. Se volo di meno sarò più al sicuro, si diceva. Così si mise di spiegare le ali, riducendo sempre più lo spazio in cui si muoveva, fino a sentirsi prigioniera di quella stessa gabbia. Ogni giorno guardava il cielo della sua prigione, osservando gli altri uccelli che si liberavano nell'aria, liberi e spensierati. Ma la paura le serrava il cuore. E se cadessi? E se non fosse abbastanza forte per volare? Così si argomentava su se stessa, chiudendo gli occhi, cercando di convincersi che quella gabbia fosse la scelta giusta. Gli altri animali del bosco notarono il cambiamento. Perché non canti più? Le chiese un pensiero solo. Va tutto bene? Domandò la lepre. Sì, certo, rispondeva sempre Emma, anche quando il vento la faceva tremare nonostante il sole alto nel cielo. Un giorno la sua sorellina, un piccolo passero, si posò accanto a lei sulla gabbia. Mi manchi. Le sussurrò. Quelle parole scossero Emma più di qualsiasi altra cosa. Il suo cuore si riempì di un'emozione nuova, una spinta che non sentiva da tempo. Con
Con un battito dagli esitanti allungò una zampa verso la porta della gabbia, ma la paura la trattenne. E se il mondo fuori fosse stato troppo grande, e se il vento fosse stato troppo forte. Ci vollero giorni, settimane di esitazione, di piccoli tentativi e di passi indietro. A volte il vento era troppo forte, altre volte le sue ali sembravano troppo deboli. Ma un mattino, quando il sole illuminava le foglie con una luce dorata, Emma si fece coraggio. Con un battito d'ali uscì dalla gabbia. All'inizio il suo volo fu incerto, le sue ali tremavano, ma con ogni battito diventava più sicura. Cominciò a volare un po' più in alto, a cantare di nuovo, a nutrirsi con gioia. Scoprì che la vera sicurezza non era nel rimanere rinchiusa, ma nel lasciarsi andare alla vita. Incontrò altri uccelli che le raccontarono delle loro paure e delle loro conquiste. Scoprì che non era sola, che la libertà era un viaggio da affrontare insieme. E un giorno, mentre lotteggiava nel cielo azzurro, si accorse che la paura si era trasformata in un soffio leggero, ormai lontano. Guardò la gabbia dorata da lontano, ormai un semplice ricordo, e capì che non ne aveva più bisogno. Emma era finalmente libera. Allora, a conclusione di questa serata e mentre ci prepariamo per le vostre domande, io vorrei ringraziare tutto il gruppo di Teatro Bandus che è qui da Trieste, a partire dal maestro Morpurgo, Riccardo Morpurgo, grazie. Giacomo che ha messo insieme i testi e quale educatrice e attrice del gruppo Teatro Bandus li ha presentati qui questa sera con noi insieme a Silvia Ferrari, Roberto Pacileo e Chiara Scabini. La dottoressa Scabini è una biologa nutrizionista che insieme alla psicoterapeuta, la dottoressa Erle, che non è potuta essere qui per motivi di salute, ha dato una mano a Erika Centomo nella realizzazione di questo reading e nel cercare di renderlo così il più vicino possibile a quello che può essere il sentire di quelli che sono i pazienti dei disturbi del comportamento alimentare. Allora volevo chiedere alla dottoressa Scabini qual è il ruolo di una nutrizionista, di una terapeuta dell'alimentazione rispetto sì allo spettacolo ma anche poi quello rispetto a chi soffre dei disturbi del comportamento alimentare. Grazie mille a tutti, buonasera. Sicuramente avete visto, insomma, non mi sento più a mio agio nella mia professione che nel stare vicino ai miei compagni attori, che ringrazio di questo spettacolo bellissimo. In realtà un po' per agitazione ci pensavo in questi giorni di cosa posso dire su un tema di cui si parla forse anche un po' troppo ultimamente, che è quello alimentare. Quindi dicevo come fare a essere coincisa in così poco, ci confrontavamo anche con Erika poi quali fossero le cose migliori da dire, ma direi che mi collego forse a una cosa che hanno detto i colleghi prima importante su che cos'è appunto il percorso poi di guarigione dal disturbo del comportamento alimentare quando si parla di alimentazione, che è molto distante da quella famosa dieta che nominavamo prima, ma che parla per lo più di un percorso in realtà di riabilitazione nutrizionale, quindi di accompagnare la persona non solo a ricostruire una regolarità alimentare, non solo a ricostruire un adeguato rapporto con il cibo, ma anche di ridarle la possibilità di vivere il cibo come convivialità, come socialità, come condivisione. Quindi non è solo cibo, ma è proprio quello che il cibo porta con sé nel disturbo del comportamento alimentare. Molto spesso
si parla di ridurre lo spazio che occupa il cibo, quindi ridargli la giusta posizione e permette, grazie all'aiuto dell'equipe multidisciplinare, che direi composta anche dalla persona che in quel momento soffre del disturbo del comportamento alimentare, a ridare spazio anche ad altro. Ha deciso di accomodarsi, vorrei riavere sul palco tutti coloro che sono intervenuti, a partire da Ania o Anastasia Zanello, e poi la dottoressa Saetti, il dottor Bertossi, il professor Colizzi, Orietta Daldan e Donatella Martini. Chiederei a Susan e anche a Liam se possono aiutarci con i microfoni. Eccoci. Allora, noi questa sera, come vedete, siamo andati un pochino lunghi. Ci eravamo prefissi però di darvi una panoramica completa di quello che è la situazione, ma anche di quelli che sono i servizi, di quelle che sono le esperienze, e speriamo di essere riusciti almeno in parte in quello che ci eravamo prefissi. Però abbiamo un'occasione unica di avere tutti questi professionisti, tutti questi professionisti nel tuo campo, sì. E tutti questi professionisti qui sul palco, e quindi lascio spazio a voi, alle domande. Susan e Liam sono qui per accompagnarvi e per portare il microfono, così che tutti possiate chiedere quello che volete. Prego. Per alzata di mano cercheremo di fare il possibile. Grazie. A me non serve il microfono. Vai Marco, grazie. Marco Mascioli, fotografo e videomaker della serata, intanto. Quanto influiscono i cibi processati nei problemi nominati? Come anticipavo, si parla molto di cibo. Una riflessione che vorrei fare è sempre un po' ricordarci che noi non mangiamo cibi ultraprocessati, noi mangiamo la pasta, il pane, la merendina, la carota e le cose differenti, quindi ricordarsi che è corretto che noi e anche voi giustamente conosciate le proprietà nutrizionali, le cose che insomma abbiamo anche la possibilità di trovare online dappertutto, ma anche ricordarsi che quello che noi facciamo è mangiare. Mangiare è non solo il nutrirsi, ma è proprio un comportamento per l'appunto, e quindi di dedicare l'attenzione non solo alla specifica caratteristica dell'alimento, ma a quello che nella realtà è quello che apporta, perché talvolta concentrarsi troppo da vicino ci fa stare un po' troppo a contatto con la cosa, invece allontanarsi ci può aiutare a vedere il quadro generale e aiutare anche la persona che appunto mangia. Grazie. Bene. Qualcun altro? Abbiamo i microfoni, prego. Buonasera. In fondo. Buonasera. Si è parlato di scuola e quindi della relazione che ha la scuola e della possibilità che ha la scuola di intervenire in quelle che sono le situazioni di disturbo alimentare. Però spesso accade che la scuola, o almeno a me è capitato, individui il problema, cerchi di parlarne con la famiglia e ci sia resistenza ad affrontare il problema.
come può la scuola in qualche modo farsi carico e muoversi in queste situazioni? C'è qualche suggerimento, visto che è la famiglia poi primariamente che deve agire? Come scuola possiamo lavorare su quell'aspetto che dicevate, le emozioni, le relazioni, ma poi l'azione specifica? È una domanda che ci fanno spesso, soprattutto quando facciamo i corsi per insegnanti. Non è semplice, questo è una cosa che mi sento di dire, non è semplice intervenire, ma più che altro non è semplice perché è difficile per un genitore, soprattutto in questo caso, comprendere che cosa sta accadendo. Noi diciamo sempre che la scuola è uno dei primi intercettori perché nel rapporto di 1 a 10, 15, 20 alunni si riesce a vedere chi si isola e chi in quel momento lì ha un problema di socialità che poi sfocia nella famosa punta dell'iceberg che è il disturbo alimentare. Comunque parlarne con i genitori e diciamo sempre anche insistere con quella delicatezza che deve essere di accompagnamento e mai giudicante, perché è lì la difficoltà. I genitori già si sentono in colpa automaticamente, quello che diceva prima il dottore, quando le mamme si flagellano, ma è la verità, cioè sono stata io, è colpa mia, quindi c'è questa resistenza proprio per questo motivo, per cui magari insistere con quel modo che non deve essere mai giudicante ma deve essere proprio di accompagnamento. Mi sono accorta che c'è questo problema, come posso aiutarvi? È già diverso dal dire mi sono accorta di questo problema, portatelo al centro di disturbi alimentari, perché sono due frasi un po' diverse che vogliono dire più o meno la stessa cosa, però la prima è più di accompagnamento, proprio evita quella parte giudicante che è veramente pesante per le famiglie da gestire, non da accettare. Grazie. Qualcun altro? Buonasera, quanto incide l'uso del computer e del telefonino nell'insorgere di questi disturbi alimentari? Forse una domanda da piuttosto. Certamente può funzionare come fattore aggravante, come fattore scatenante è un po' difficile. Certamente il meccanismo che può instaurarsi di passare troppe ore sui social può rinforzare l'isolamento, attivare delle dinamiche legate a una condotta non a tutti i costi alimentare, può poi sfociare anche in quello, tant'è poi che nei percorsi si cerca anche di prestare attenzione, e l'attenzione non è nel vietare il social o il device, perché è una cosa che non ha senso, ma la possibilità di accompagnare i ragazzi quando frequentano questo mondo molto affascinante, per noi boomer complicatissimo, e quindi ma bisogna riuscire a fare questo passo. Bene. Qualche altra curiosità, qualche altra domanda per i nostri relatori? Giù in fondo. Grazie. Susanne tua. Buonasera, volevo chiedere se i social, proprio in particolare, secondo voi hanno degli effetti negativi su degli adolescenti come noi che magari ci passano parecchio tempo.
Noto che c'è una certa attenzione a queste tematiche di internet e dei social, che è totalmente corretto. Mi sento di dire che i social ci restituiscono quello che noi andiamo a cercare. C'è questo elemento anche dell'algoritmo. Mi è venuto in mente in senso così negativo, c'è stato un caso famoso a livello internazionale di alcuni genitori che volevano far causa a Meta, che è il manager di Facebook, Instagram, per la morte di un loro figlio che si era incupito, secondo loro, per aver seguito tematiche sempre più angoscianti, dark, eccetera, sui social. L'algoritmo ci restituisce quello che noi cerchiamo, ci sono potenzialmente anche contenuti positivi, senz'altro, ne faccio l'aspetto di prima, può essere un amplificatore, un detonatore, quindi una persona che ha delle difficoltà potrebbe andare a cercare dei contenuti di un certo tipo che vanno a rafforzare questo circolo vizioso poi di solitudine, che va assolutamente rotto con l'intervento dall'esterno che offre la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e cercare una risposta da aiuto. È un mondo come quello fuori, come l'offline, viene adesso definito, in cui possono esserci risposte di vario tipo, alcune possono essere senz'altro negative. Il consiglio che mi sento di dire è che, come 30 anni fa un'esperienza nel mondo reale poteva essere virtualmente condivisa con altri peer o genitori, allo stesso modo un'esperienza su social che lascia qualche dubbio, perplessità, interrogativo, può essere giusto condividerla e affrontarla. Grazie. Mi fa piacere che abbiamo domande anche dalla popolazione più giovane, mi fa anche piacere che in sala oggi non siamo solo tutti quanti con i capelli un po' brizzolati o tinti. Siamo quelli. C'è qualche altra curiosità che vorrete chiedere? Allora chiedo io a Ania quando esce la sua prossima canzone. Cambiamo. Allora, in realtà non è ancora definito, diciamo che ci sarebbe l'idea di pubblicare un nuovo singolo o a fine agosto o comunque settembre. Diciamo che era da un bel po' di anni che non pubblicavo nulla, quindi ho preso coraggio pubblicando la canzone sulla bulimia, e la prossima andrà ad analizzare un po' l'ansia sociale, quindi anche la paura di stare in mezzo alle persone, l'isolarsi, la solitudine, quindi andiamo un po' a tappe, ecco, rispetto a quello che ho vissuto nell'ultimo annetto e mezzo. Grazie. Allora, se non c'è null'altro, io vorrei ringraziare intanto tutti quanti voi per aver passato con noi queste 2 orette piuttosto abbondanti di questa sera, perché secondo noi era un'importante tematica da discutere, ma soprattutto dare informazione, fare informazione, che è quello che il Ponte fa, e offrire a tutti quanti dei punti di riferimento. Vorrei ringraziare tutti i presenti, a partire da Donatella Martini, che ci ha aiutato, come avrete capito, a concepire un pochino la serata, ad Orietta Daldan, che è stata una delle persone che ci ha dato un po' l'ata al Massons quella sera quando ci siamo incontrate, i dottori Bertossi, Colizzi e la dottoressa Saetti, che ovviamente, come diceva giustamente Donatella, sono qui al di fuori di quello che è il loro orario normale di lavoro, la dottoressa Scavini e tutto il gruppo di Teatro Bandus, che sono venuti fin qui da Trieste dopo il loro lavoro, perché ovviamente loro sono tutti volontari anche loro e sono venuti qui apposta. Vi faccio presente che nessuna di queste persone ha chiesto un compenso, per quello ci siamo sentiti di mettere quella scatola fuori con le offerte per la serata, perché chiaramente sono tutti volontari che operano sul territorio, e quindi ci pare giusto che se dobbiamo incoraggiare, aiutare, ma soprattutto fare del bene a noi stessi, perché loro questo che stanno facendo ci stanno dando delle possibilità, allora è bene che anche la cittadinanza, come diceva il professor Colizzi, risponda e sostenga queste iniziative. E ovviamente un grazie infinito ad Ania, perché è lei quella che sta
stata così la fautrice un pochino di tutto quando si è sentita con Virginia per la serata. E noi vorremmo lasciarvi con un ricordo di Codroipo. Ecco, grazie Susa. Ecco, e mentre i ragazzi vi offrono una scatola del biscotto di Codroipo di Sambuco, quindi vorremmo ringraziare il nostro panificio e quindi vi resta un omaggio di Codroipo per la serata. Vorrei ringraziare anche il Comune e la dottoressa Bortolotti che ci ha supportato in tutta l'iniziativa, Ambito Donna, la Regione, nonché gli altri comuni del Medio Friuli, così come tutte le associazioni presenti, perché qui so che abbiamo rappresentanti sia della pallavolo che della pallacanestro che del calcio codroipese, quindi un grazie sentito a voi. Abbiamo rappresentanti della scuola di musica e dei gruppi di teatro e quindi sono a ringraziare anche loro. Vorrei ringraziare chi ha prestato aiuto per il servizio antincendio, sapete che senza di loro noi non potremmo fare nulla. Vorrei ringraziare là sopra Jeremy e Oliver che si sono occupati delle luci. Vorrei ringraziare i giovani ragazzi in alternanza scuola-lavoro, o come si dice, che abbiamo arruolato per la serata e che stanno portando avanti con noi un progetto appunto di formazione. E grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui. Avete riferimenti sul territorio, per favore contattatemi. Grazie, buona serata a tutti. Ricomincio da capo, Ania, in versione integrale. Grazie.